Gentili amici appassionati in ascolto, un cordiale saluto da Claudio Costanzo e ben ritrovati allo stadio Falcone di Borsellino di Paternò per l'11ª giornata del massimo campionato regionale siciliano che vede di fronte il Paternò Calcio e il Pistunina, padroni di casa, reduci dall'ottimo pari esterno sul campo della capolista biancavilla. Pistunina che si è fermato invece tra le mura amiche per 0-0 contro l'Adrano Calcio nel passato turno a quota 11 punti. I ragazzi di mister Pitatella, che è succeduto alla guida tecnica di Coppa, a quota 12, l'anticipo di una lunghezza, quelli di mister Raciti, che quest'oggi scende in campo con Vitate tra i pali, con 2 Napoli, con 3 Caldore, 4 Ardiri, 5 Ghiglen, 6 Buzzone, 7 Imbeni, 8 Colucci, 9 Carte, 10 Lo Giudice e 11 Buscema. Risponde il Paternò con San Matrice tra i pali, 2 Emanuele, 3 Guarnera, 4 Minutola, 5 Chiavaro, 6 Trovato, 7 Randis, 8 Viglianisi, 9 Frittitta, 10 Balsamo, 11 Ciarcià. Direzione di gara affidato al fischietto del signor Gianluca Livigni della sezione di Palermo, su assistenti Camil Mario Raineri e Giuseppe Belvedere. Completo rosso-azzurro per i padroni di casa del Paternò Calcio, maglia da trasferta per Caldore e compagni bianca con inserti rosso-neri. Con l'ausilio delle immagini a cuore di Giuseppe Aliquò in questo pre-partita abbiamo scoperto tutti i protagonisti di questa sfida che, giunti all'11ª curva del campionato, porta in palio punti pesanti. Passando a raccontarvi quanto accaduto nel rettangolo verde del Falcone Borsellino, vediamo il Paternò Calcio gestire questo primo possesso da sinistra verso destra. La prima occasione dalle parti di Vitale sarà sugli sviluppi di un calcio d'angolo, palla sul secondo palo. Intervento aereo di un difensore del Pistunina, presa alta di Vitale che riesce a scacciare indietro le scorribande rosso-azzurre, che qui ancora una volta trovano in Emanuele sul binario destra una spina nel fianco della difesa del Pistunina. È stato sventato però da un provvidenziale intervento di Ghiglen. Qua anche ci prova in gioco aereo un attaccante della formazione locale che ancora continua il pressing al pallino del gioco in mano. Questa volta però il traversone è velleitario e non crea pericoli dalle parti di Virgilio Vitale. Rossazzurri che però ancora una volta con Frittitta che prova a cercare un compagno in mezzo, ne nasce una clamorosa occasione. Emanuele appena dentro l'area di rigore non è riuscito a trovare lo specchio della porta. Qui ci prova invece con il numero 7 Ciarcià che salta un avversario, ne salta un altro, si porta il pallone nuovamente sul destro. Il suo tentativo però risulta sballato e finisce sotto la curva presidiata dai tifosi del Paternò Calcio. Dal binario destro però ancora una volta nascono i pericoli più importanti. Questa volta trovano questa palla vacante, atterrato un attaccante rosso-azzurro, indica la massima punizione il signor Livigni. Dalla battuta della stessa andrà Giuseppe Viglianisi, palla sotto la traversa e Paternò Calcio in vantaggio sul Pistunina. Quando siamo giunti al 40° di questa prima frazione di gioco, trova il meritato vantaggio la formazione di Orazio Pitatella. Pistunina che ora potrebbe subire il colpo. Ci ha provato qui con questo mancino che però non ha creato grossi grattacapi a Vitale. Come al solito fa buona guardia sul calcio di punizione seguente operato da Alessandro Randis. Sarà questa l'ultima emozione della prima frazione di gioco, che termina sul risultato di 1-0. La decide momentaneamente dal dischetto Giuseppe Viglianisi. Per il Paternò si torna in campo, stessi 22. Pistunina che ancora fatica a creare occasioni pericolose dalle parti di San Matrice. Ancora Paternò in avanti, lo avvia sul binario mancino con il proprio numero 3 Guarnera che appoggia per un compagno. Il tiro questa volta di Viglianisi non crea problemi dalle parti di Vitale. Opera intanto un primo cambio mister Raciti che getta nella mischia Ancione e Minissale. Pistunina che riesce in questi cambi a cambiare la propria verve offensiva. Qui ci prova dalla distanza con Ardiri, il suo mancino però termina alto sulla traversa della porta difesa da Damiano San Matrice, ex Camaro. Paternò che si riaffaccia in avanti, anch'esso con un tentativo dalla distanza operato dal sempreverde Alessio Emanuele. La palla però termina alta, poi c'è un clamoroso Eurogol di Andrea Ardiri che all'87° vale il pareggio per il Pistunina. Il suo collo esterno trova San Matrice impietrito, esplode la gioia
Sembra trovato un isperato punto in casa rossonera, quando però dall'altro lato non hanno fatto i conti con il destro di Giampaolo Ciarcià, che da questo calcio di punizione trova un altro Eurogol. Finisce sotto il 7. Vitale può solo guardare, fa il giro del campo. Siamo al 90+3. Sigla di fatto il gol che vale i 3 punti ai padroni di casa, che avranno anche un'occasione nel finale con il neoentrato Castelli che ci prova. È debole però e Vitale fa sua la sfera. Ci prova disperatamente nel finale il Pistunina. Pallone però finisce tra le braccia di San Matrice. Arriva il triplice fischio del signor Livigni. Game over al Falcone Borsellino. Il Paternò ha la meglio sul Pistunina. La scavalca in classifica salendo a quota 14 punti. Nel prossimo turno farà visita a un Camaro reduce da 6 vittorie consecutive. Pistunina che torna invece a Messina con l'amaro in bocca. E nel prossimo turno ospiterà il Città di Messina in un derby che prevediamo infuocato. Augurandosi una lieta visione, Claudio Costanzo vi ringrazia e vi dà appuntamento al prossimo servizio.